Allora, buonasera a tutti, benvenuti a Cittadella, 11ª edizione della Festa dei Veneti. Grazie a tutti, cominciamo ufficialmente questo grande evento dedicato alla cultura, alla storia e all'identità veneta. Un evento che ne vede ogni anno a Cittadella alla scoperta della nostra anima, alla scoperta di quello che siamo stati, per analizzare non solo la nostra storia, ma per capire chi che sei Veneti un co' e come può essere i Veneti domani. Quindi guardiamo la nostra storia con rispetto, con un recupero intelligente, cercando di capire il ruolo che potremo avere di nuovo nel mondo nel futuro. Stasera è una serata di dibattito, tratteremo tantissimi temi, dalla storia all'attualità. Non mi dilungo tanto perché gli ospiti sono importantissimi e che ha tante robe da relazionarne. E c'è Maria prima di tutto sul palco, il dottor Vittorio Feltri, che ringrazio tantissimo di essere qua con gli altri. Ringrazio e invito sul palco il dottor Lorenzo Del Bocca, storico e saggista. Grazie, dottor Del Bocca. E l'amico storico veneto Lorenzo Fogliata. Grazie Lorenzo. Prima di iniziare gli interventi vorrei anche chiamare che si avvicinasse Alberto Montagnier, presidente delle Ise Venete, per un saluto introduttivo. Alberto. Ringrazio tutti della vostra presenza, un ringraziamento anche ai miei volontari che permette questa festa da tanti anni e che grazie a loro raggiungiamo ogni anno obiettivi sempre più sfidanti. E do parole semplicissime, dichiaro aperta l'11ª edizione della Festa dei Veneti. Partera Parmar! Partera Parmar! Partera Parmar! Un grazie agli ospiti e passo subito la parola e buona serata a tutti quanti. Buona festa, 3 giorni di identità e orgoglio veneto. Primo intervento, entriamo subito nel vivo di quella che è la nostra vera identità, la nostra storia, l'anima veneta, che passerei la parola all'avvocato Lorenzo Fogliata. Tanti degli altri lo conoscerà, comunque avvocato del Foro di Venezia, avvocato di Serenissimi, storico, studioso della Serenissima, la Repubblica di San Marco. Fra i molti scritti di Fogliata ed interventi anche sui mass media vorrei ricordare qua un ultimo grande suo intervento in merito a quello che c'è stato il referendum veneto di marzo di quest'anno. Fogliata risponde sul quotidiano all'onorevole Puppato: il Veneto ha il diritto di scegliere, non di stare, tra virgolette, nell'Italia che si merita, perché quell'Italia non è mai esistita, né mai esistirà. Senza contare che, secondo la sua visione della Costituzione, quell'Italia è un carcere duro, nel quale il Veneto sconta la condanna all'ergastolo. Parola a Lorenzo Fogliata. Insomma, prendere la parola al fianco di Vittorio Feltri e Lorenzo Del Bocca è un impegno particolare. Devo dire che non posso nascondere una certa quale emozione per aver sempre seguito la linea e gli interventi, l'impegno sociale e il grande giornalismo di Vittorio Feltri e i saggi di Lorenzo Del Bocca, che ho l'onore di aver letto e compulsato in parte. E ciò premesso, quindi è con grande modestia che cercherò di introdurre questa serata, portando via il minor tempo possibile agli altri valentissimi relatori. Io vorrei semplicemente ricordare, perché questo è il ruolo che mi è stato attribuito, un primo dato. Potrei star qui, e lo faranno altri, e lo faranno ancora, e l'hanno già fatto, ed è giusto che lo si faccia, ricordare che il Veneto, la Lombardia ancora di più, lascia allo Stato 21 miliardi di residuo fiscale all'anno, che sono
secondo i calcoli diciamo dei Pignoli, sono circa 4.000 euro pro capite all'anno, neonati compresi. Potrei ricordare, cronaca recentissima, perché grazie a questa leadership italiana, insomma, gli spunti sono quotidiani, anzi ad horas, di ora in ora. Potrei ricordare che negli ultimi provvedimenti di questo governo i 10 miliardi degli grandi investimenti vanno tutti in determinate regioni che non occorre ricordare e nominare, e che il Veneto ha avuto circa 120 milioni di euro, peraltro ancora da stanziare concretamente. Sarebbe facile ricordare che nella riforma di questo sorridente e giocoso Presidente del Consiglio, del titolo quinto della Costituzione, 20 competenze esclusive delle regioni se ne sono andate per sempre, compensate da una clausola di supremazia che consente al governo di intervenire in qualsiasi momento, vuolsi così colà ciò che si può e dove si vuole, e più non dimandare. E così via. Potrei ricordare sui giornali di ieri che, in quanto a competitività, visto che si fa l'apologia dei grandi stati, poi grandi stati fra l'altro forse sono l'India e la Cina, ma lasciamo stare, degli stati medio-piccoli come l'Italia, e si dice che i cosiddetti staterelli contano nulla, vorrei ricordare che in quanto a competitività siamo stati scalzati da Lettonia e Portogallo. Ecco. Ma non è di questo che voglio parlare. Sarebbe molto semplice parlare di queste cose, non è di questo. Io vorrei ricordare che se fossero solo queste le ragioni per le quali siamo riuniti, sarebbero ragioni condivisibili da molti, che si ritrovano in molti luoghi dell'Italia ma anche dell'Europa, e ragioni che qualcuno bollerebbe subito come di bassa macelleria, ragioni finanziarie, ragioni economiche che appunto quando interessa nei salotti buoni sono ragioni di basso profilo, no? Che contano nulla. E allora diamo ai salotti buoni qualcosa in più. Vorrei ricordare che questa è una terra che vanta qualche piccola tradizione. E dico tradizione così per introdurre il tema. Questa è una terra che, insomma, il concetto di nazione, pur non spartendo nulla col concetto di nazione post-rivoluzionario dell'8-900, lo conosceva da molto tempo, anzi, mi correggo, il concetto di patria. Quando Francesco Morosini muore di malattia nella sua galera, la galera bastarda, perché era fuori misura essendo quella del capitano generale Damar, nel gennaio del 1694 a Napoli di Romagna, l'odierna Nauplia, nel Peloponneso, scrive una lettera al Senato ed una indirizzata al Consiglio dei 10, in cui dice: ormai sono alla fine della mia avventura terrena, aveva appena ridato lustro a Venezia con quella conquista del Peloponneso che aveva iniziato con la presa di Santa Maura, Leucade, le isole Ionie, per un po' orientarci, 10 anni prima nel 1684, e scrive dal giaciglio appunto della sua galera bastarda, scrive: l'unico cruccio di questa mia prossima dipartita è quello di non poter più servire la patria. Patria scritta con la P maiuscola. No, questo lo dico, sapete, perché qualcuno ci ha insegnato espressamente o implicitamente che il concetto di patria nasce solo in epoca post-napoleonica, assieme al concetto di Stato-nazione, che siamo tutti legati appunto a un destino del quale prima eravamo tutti consapevoli, cioè prima il buio e poi la luce. Allora io mi occupo del buio, sono un tetrologo, un buiologo. Io mi occupo solo di ciò che accade, non solo, ma mi piace molto occuparmi di ciò che accade fino al maggio del 1797. Qualche avventurosa escursione che però riguarda più gli autorevoli relatori che sono al mio fianco, la faccio ogni tanto anche più avanti. Non so, mi piace per esempio ricordare simpaticamente che diventammo italiani dopo 2 clamorose batoste in campo militare dell'Italia nata qualche anno prima di Custoza e Lissa. Diventammo italiani perché Cavour ebbe l'intuizione di allearsi con la Prussia, diventammo italiani perché i prussiani inflissero a loro volta una batosta agli austriaci a Sadova,
perché quindi l'Austria doveva per forza andare a patti. Vorrei ricordare, appunto, mi piace ricordare che l'Austria non si degnò correttamente di passare il Veneto nella terza guerra cosiddetta di indipendenza all'Italia direttamente, perché dopo 2 sconfitte non era dignitoso farlo, e pretese, attenzione come era già accaduto per la Lombardia nel 59, la mediazione della Francia di Napoleone III, che doveva fare un po' da passamano, il quale fa il giochettino, dice ma io vengo da una tradizione di democrazia, è comune, democrazia è una parola grossa, di consenso popolare, di sovranità popolare, quindi voglio che ci sia il plebiscito. Inutile dire a questa piazza come è andata a finire. Ecco, giusto per ricordare come noi siamo diventati italiani, con quale onorevole carta siamo passati a questo paese. Ecco, queste sono le incursioni. Torniamo indietro. Io amo talvolta citare un brano di uno storico poco noto perché è schivo, non perché non abbia scritto delle cose straordinarie. Fra l'altro ha il pregio di essere un siciliano di Ragusa, quindi non è sospetto diciamo di partigianeria legata all'origine, che scrive da sempre di storia veneta. È Giovanni Di Stefano, ha scritto dell'ultimo Doge, ha scritto l'Atlante storico della Serenissima, il dizionario della Repubblica Veneta, e scrive delle parole che a mio avviso sono insuperabili per descrivere la situazione sociopolitica prima che storica della Serenissima. Venezia entra nella storia nel 421 d.C., si sviluppa rimanendo in bilico tra l'Oriente e l'Occidente, assieme al suo dogado che si estende da Grado a Cavarzere, finché non si impone come potenza internazionale nel 1204, fondando lo Stato d'Amar, esteso fino al Mediterraneo orientale, al Mar Rosso, al Mar Nero, proteso verso l'Asia centrale, l'Oceano Indiano, e lo Stato da terra, che ristabilisce equilibri e confini della Venezia più classica, dall'Adda all'Istria. Il 1500 segna il trionfo della Serenissima, che resiste all'intera Europa coalizzata contro le sue istituzioni, e qui comincia la parte secondo me insuperabile. Le istituzioni rivoluzionarie, federali, repubblicane, non riducibili agli schemi monarchici e feudali allora imperanti, e si regge sul consenso e non sulla repressione. Le masse contadine, artigiane, operaie, che ovunque in Europa si rivoltano secolo dopo secolo contro i governi e gli stati, sono invece la muraglia più possente e durevole a difesa della grande Repubblica Veneta, che ha in Venezia il suo cuore e nel diritto il suo spirito. Venezia e il Veneto diventano allora la patria dell'arte, l'arca della civiltà della pace. San Marco è per l'intera Europa bandiera di libertà, buon governo, gioia di vivere, neutrale, ricca di una enorme legittima ricchezza, diffusa, pacifica, come un'odierna Svezia, un'odierna Svizzera. La Serenissima Repubblica Veneta subisce un'insensata spartizione ad opera di Napoleone e del suo futuro suocero Francesco d'Asburgo. Perde il suo stato da terra e quel che rimane del suo stato da mar e viene dominata. Perde la sua libertà, subisce prima la prepotenza dei francesi, che accolti come amici si comportano da occupanti e razziatori, poi la dominazione austriaca, quindi quella francese, infine il ritorno degli austriaci, temporaneamente interrotto dalla rivoluzione 48-49, prima di essere sostituito dalla dominazione italiana. Questa definizione straordinaria la dobbiamo, ripeto, a un siciliano, ed è secondo me la migliore sintesi possibile. Venezia ha una fondazione leggendaria appunto nel 25 marzo del 421, quindi voi capite che è una finestra sulla storia d'Europa, perché da lì in poi vive tutte le vicende europee, dunque mondiali, per quanto riguarda il nostro punto di vista sulla storia, che non è quello degli indiani d'America né quello degli aborigeni australiani, chiaramente, con il rispetto dovuto, ma è quello di questo angolo del mondo che vedeva in sé tutto il mondo dal proprio punto di vista. Quindi è una storia europea, una storia mondiale, vive tutto ciò che si può vivere in quell'epoca. Quando Belisario e Narsete, sotto Giustiniano, lanciano le campagne per la riconquista dell'Italia dai Goti, le guerre greco-gotiche, cominciano a chiedere aiuto ai venetici. Quando nel 727 cade l'esarcato di Ravenna, già una flotta veneta è pronta a dare aiuto all'esarca di Ravenna, anche se un aiuto che non sarà, come sappiamo, determinante, perché i Longobardi chiudono
la conquista iniziata nel 563 d.C., alla quale hanno assistito i Veneti con partiti interni, filo Longobardi, filo Bizantini, poi filo Franchi, in una storia che li vede coinvolti sempre di più nelle vicende europee. Affronteranno gli Ungari, affronteranno Roberto il Guiscardo, affronteranno i Normanni. Affronteranno i Normanni in un secolo di lotte. Nessun libro di storia insegna che l'avanzata normanna viene fermata sulla costa orientale dell'Adriatico, ponte per arrivare all'impero di Costantinopoli dalla flotta veneta, in un durissimo scontro, durato, ripeto, un secolo. Normanni, nulli manni, foetentissima sterco ramundi, diceva un detto dell'epoca, perché era per un secolo intero vissuto come un dramma dalle popolazioni venete. E poi Pietro Orseolo II nel 1000, la spinta verso la Dalmazia, le città dalmate che chiamano l'aiuto veneziano, la quarta crociata con tutte le sue contraddizioni, che vede Venezia dominatrice della quarte et dimidie partis totius imperii Romanie, quindi Romanie per la precisione. Quindi la fondazione dello Stato d'Amar ricordata da Giovanni di Stefano. Ecco, e già questo ci fa riflettere. Cosa vuol dire lo Stato d'Amar? Peccato non avere una carta geografica alle nostre spalle, ma insomma l'idea è che la storia veneziana comincia a dipanarsi verso la costa istriana dalmata, quello lo fa già dal 400-500 d.C., la lettera di Cassiodoro al servizio dei Goti per l'arrivo delle derrate alimentari dall'Istria è del 534 d.C. Si dipana verso le coste dalmate e poi via via verso quella lunga piattaforma flottante di basi commerciali e poi militari costituita dalla Dalmazia, dalle isole Ionie. Quali sono le isole Ionie? Corfù, Zante, Cefalonia, Itaca e sotto ancora Citera, la Cerigo dei Veneziani, Chitira, che è sotto al Peloponneso e così via, e poi l'espansione verso il mare Egeo e poi le grandi piazze forti di Creta, Candia, di Cipro. E allora quando comincia a venire un primo interrogativo, quando vi dicono ma insomma voi parlate di una storia locale, no, calma, la storia locale è vostra, siete voi che ci avete chiuso dentro confini asfittici, siete voi che ci avete ridotti ai miti del sangue della terra, del limes, dentro il quale si deve parlare una sola lingua, dentro il quale vi è una sola religione, dentro il quale siamo tutti armati contro gli altri. Noi non eravamo così. Era Montanelli che diceva la storia veneziana non è una storia italiana, e lo diceva un maestro di storia italiana. La storia veneziana non è storia d'Italia. È per questo che la nostra storia non viene insegnata. E poi via via. Le guerre veneto-genovesi danno la stura, dopo la guerra di Chioggia 1380, alla necessità di rivolgersi alla terraferma, perché Venezia scopre di avere un enorme impero sul mare, ma di avere le spalle completamente scoperte. E allora ecco, rivolgersi verso l'Adda, l'Isonzo nel 1450, i confini sono i più ampi in assoluto e arrivano nelle terre di Vittorio Feltri, Bergamo, Brescia, Crema, e insidiano il Ducato di Milano e poi su insidiano gli Asburgo fino all'Isonzo. E lì, anche qui, qualcuno ricorda che fu un dominio di conquista. Sì, certo, tutte le potenze commerciali e militari ovviamente mostrano a faccia feroce, come direbbero i nostri amici partenopei. E però vorrei ricordare che se voi andate a studiare località per località di quelle che sono poi diventate parte dello Stato da Terra, ma anche lo Stato d'Amar, sono frutto di deditiones, cioè sono città che di fronte a signori e signorotti prepotenti e che puntano esclusivamente alla tassazione, che fanno guerra l'uno contro l'altro, decidono di entrare in che cosa? In un impero commerciale, entrando nel quale iniziava il benessere, il commercio, il respiro adriatico, il respiro del mare, il contatto coi dalmati, coi greci, con gli albanesi, con l'Oriente turco, arabo.
una mentalità che non ha pari nella penisola italiana, che non aveva pari nella penisola italiana. Quindi a loro è totalmente sconosciuta l'idea di una nazione come poi nasce nell'800-900, che è una tomba culturale, una tomba sociale, una tomba morale. L'aver costretto, ne parlerà qualcun altro, centinaia di migliaia di giovani, io parlo per i veneti ma di giovani italiani, a morire nel crogiuolo del sangue di cui parla D'Annunzio, era un concetto per i veneziani impensabile, inconcepibile, che non veniva neanche alla mente. La guerra era l'extrema ratio. E poi via via le guerre di difesa contro il turco. Domanda che faccio spesso agli amici che vogliono capire qualche cosa di questa storia: qual è l'assedio più lungo della storia? E qualcuno pensa subito, come un riflesso pavloviano, a Troia. E invece un giorno in quella rubrica, in quel giornalino che storia, come si chiama? Focus, bravissimo, Focus Storia, quel giornaletto mediocre, leggo l'assedio più lungo della storia non è Troia come si può pensare, ma è un assedio del XIII secolo di mongoli e cinesi durato 12 anni. Nessuno ricorda, neanche gli italiani, dovrebbe essere una gloria italiana. 25 anni di assedio costanti, continui ha subito l'odierna Heraklion, la capitale dell'isola di Creta, tra il 1645 e il 1669, 24 e mezzo, quasi 25. La città in sé subì 23 anni di assedio dopo la conquista dell'isola. Costanti, voi immaginate generazioni che si scontrano. E questo impero marittimo che ha la capacità di sfornare flotte per affrontare il più grande impero allora conosciuto. Certo, come Davide e Golia. Di Vivaldi infatti scriverà un secolo dopo la Giuditta Triumphans, la Giuditta trionfante, dove Giuditta è Venezia, è una donna, è piccola, è forte di una forza morale, e Oloferne, il gigante, è l'impero turco. Questa era la visione dell'epoca. Una città, uno sforzo ammirato da tutti i contemporanei. Luigi XIV, che non può intervenire per l'antica, purtroppo, amicizia mai denunciata ufficialmente ma sempre praticata franco-turca, però manda nobiltà sotto bandiere personali e non con il Giglio di Francia a combattere a Candia, perché era la nuova frontiera Occidente-Oriente, era la nuova frontiera, anche se vogliamo, della crociata religiosa, era la nuova frontiera di mostrare il proprio valore ai confini della civiltà, una sorta di antiche colonne d'Ercole della antichità classica. Venezia ha rappresentato questo e altro, ha rappresentato poi uno Stato di diritto. Vorrei ricordare che a Venezia dal 1100 c'è un processo accusatorio. Cosa vuol dire processo accusatorio? Un processo non scritto e segreto. Il processo nelle quarantie era un processo pubblico, dove il difensore aveva 2 volte il tempo di parola rispetto all'accusatore, dove ad un certo punto le prove dovevano essere evidenziate di fronte a questi giudici. 40, principio di collegialità, dove proprio per il numero pari il voto per la condanna o per la assoluzione non poteva far capo ad una maggioranza legata ad una persona, ma almeno a 2 soggetti. Una civiltà legata alla ballottazione delle cariche, tutte elettive, copiata, è una brutta parola, imitata lodevolmente anche dagli americani, che mandano una commissione a fine Settecento a studiare la Costituzione veneziana presieduta da Benjamin Franklin, il quale vede, studia i grandi elettori del Presidente degli Stati Uniti d'America. Sono una riproduzione moderna del sistema elettorale per ballottazione veneziano e degli elettori veneziani. Nelle terre alle quali voi appartenete vi era insomma un modello di civiltà guardato dal mondo intero. Ma dove si sviluppa quell'arte che si sviluppa anche nella Toscana di un certo periodo, infatti? Quell'arte che voi ammirate in tutto il mondo, dove Tiziano viene descritto pittore italiano del XVI secolo. Si sviluppa in un luogo dove vi è mecenatismo, dove vi è pace sociale, dove vi è serenità, dove le botteghe artistiche possono prosperare, ma non per 10 anni e poi rientrare in guerra, per lunghi periodi, dove si può ricorrere ad un giudice per aver ragione, mai una rivolta sociale, mai una ribellione. Mi fece notare una volta un architetto che si occupava di questi temi, mi disse: guarda Palazzo Pitti,
è una fortezza inespugnabile e infatti è anche collegato sotterraneamente ad una lunga galleria che conduce gli occupanti del palazzo eventualmente a tagliare la corda al di là del fiume. Guarda, dice il Palazzo Ducale di Venezia, è aperto sotto. La chiusura è al secondo piano, dove si decidono determinate situazioni, dove vi sono determinate magistrature. Il piano sotto è aperto, come la marea che entra ed esce. Entra ed esce il popolo, i vedutisti lo testimoniano. Vi è il popolo nel cortile di Palazzo Ducale, a fianco ai senatori, ai gravi senatori in toga. Nessuno si scandalizza se vicino al senatore c'è una vecchia che vende pollame o un gondoliere che ha accompagnato un senatore. Questa è la mentalità che poi viene esportata e nelle vostre terre l'ultimo dei contadini poteva rivolgersi al podestà, anche contro il signorotto locale. Quanti processi sono stati studiati anche all'università, Claudio Povolo, uno per tutti, processi che nascono dalla denuncia del popolo minuto contro le angherie della nobiltà e dell'aristocrazia più importante e più vigorosa. Sono situazioni che non hanno pari nell'Europa di allora. Ecco, questa è la civiltà alla quale guardiamo, non, attenzione, anacronisticamente, per riprodurre un modello che comunque, lo si voglia o non si voglia, piaccia o non piaccia, fa i conti con almeno 2 secoli di squassamento, di stravolgimenti, anche di idee positive, quindi una rielaborazione. Ma la differenza fondamentale tra noi ed altre rivendicazioni, l'unica che ci può salvare, attenzione, non sono i 21 miliardi di residuo fiscale, sono una nazione che ha almeno 1200 anni di storia, solo se guardiamo a questo periodo, perché Jacopo Figliasi nel 1793 scriveva Storia dei Veneti primi e dei Veneti secondi, laddove i primi erano i Paleoveneti e i secondi erano lo Stato Veneto che noi conosciamo. Possiamo risalire a 1500 anni prima di Cristo, in cui questi popoli erano alleati da amicitia con i Romani e non da fedus, e che aiutano i Romani durante le guerre puniche, prima con Brenno, e che hanno un trattato d'amicizia costante, mai conquistati, sempre alleati, romanizzati per loro volontà. Insomma, quando Tito Livio dice che lo prendono in giro a Roma per il suo accento veneto, dobbiamo ricordarci di questo ascendente comico, ma così per noi stimolante e interessante. E quando viene il Bonaparte, e chiudo perché non voglio portar via altro tempo agli amici relatori, quando arriva Bonaparte purtroppo, come dice Di Stefano, tutto questo si infrange. E allora un ultimo pensiero lo voglio rivolgere a quest'Italia. Quest'Italia ha eletto Bonaparte come uno dei suoi padri fondatori. Volete le prove? Beh, dal tempo di Azeglio Ciampi il gagliardetto presidenziale non è altro che l'esatta riproduzione della bandiera della Repubblica Italiana, così si chiamava, 1802-1805, presidente Napoleone Bonaparte. Chi è il primo presidente d'Italia? Napoleone Bonaparte. Volete un'altra chicca? 17 marzo, la festa dell'unità nazionale, mi pare si chiami così adesso, forse qualcuno dell'unità nazionale, è così? Bene. Perché sto 17 marzo? Da cosa nasce? Ma perché proprio questi piemontesi, chiedendo scusa agli ospiti piemontesi, dovevano trovarsi in una data così insignificante come il 17 marzo? È presto detto, anche se da nessuna parte è scritto, perché il 17 marzo del 1805 il Bonaparte trasforma la Repubblica Italiana in Regno d'Italia e siccome non stava ben paesente che vede che un Presidente della Repubblica restasse, fosse anche a capo di un impero dall'altra parte, fa il regno di qua e così d'emblée la Repubblica diventa regno. Il 17 marzo del 1805. Le radici sono chiare e poi sono testimoniate dalle prefetture, dalle istituzioni che noi abbiamo ovunque, che sono tutte ancora di radice napoleonica. E quell'articolo 5, la Repubblica è una indivisibile, le royaume un indivisible, 1791, settembre 1791, formula pari pari transitata e parlano di Costituzione moderna. Una formula del 1791 che non solo una formula, perché ci sta che un principio generale possa avere secoli addietro.
Noi siamo i primi. Il nostro legislatore nel 600 richiamava leggi del 400. Non è un problema, ma è un problema laddove questo articolo 5 diventa, come dicono i costituzionalisti senza arrossire, immodificabile. Cioè l'ha portato Mosè dal Sinai perché il popolo non lo può più toccare. E siccome vicino a me ho, con mio grande onore, 2 meravigliose teste pensanti che non si fanno uniformare nel gregge, e queste cose le hanno sempre dette, per questo sono onorato, perché lascio questo testimone. Le leggi portate giù per il Sinai è immodificabile. Nessuna sovranità popolare, secondo loro signori, quella dell'articolo 1, potrà mai modificare non la libertà d'opinione, non di manifestazione del pensiero, non di riunione, non l'habeas corpus, la libertà personale dalle manete. No! La Repubblica è una, è indivisibile.